casa. Ah, Che ci fai? perché spuntavo qua il triangolino? Non ti piace il triangolino? Perché c'è sto triangolino? Non si vede niente. Vabbè, che devi vedere? Le battute... Gente retta, sai. Non sai che sono in diretta, ma se I comunque... commenti saranno visualizzati qui, così la vedi meglio. Ah, perché sanno che io ci vedo poco. Ah, Ah, ho capito. ma come ce la devo spiegare tutte queste E che cose? cosa non va? Sicuramente. Prendere meno. Anche prima spuntavano... Ah, Però perché... abbiamo una persona che ci sta guardando. Ho capito. Siamo piccoli, piccoli, piccoli siamo diventati. Non sei contento? Insomma, non è che ci vedo granché io. Ma tu non è che ti devi vedere tu, l'importante è che vediamo i nostri amici che ci scrivono dove siete, chi siete, fatevi vedere. Ci sono due belle donne che ci stanno guardando. Due belle? Due Sì, sorelle? ma non sappiamo chi sono. Perché non ce lo dite chi siete? Oh, Epifania. Epifania, Madonna. Patrizia Mari. Poverina mia, ma qua Ciao, non c'è Patrizia. bisogno di occhiali qua. Minchia, ma Facebook è veramente Ma vero belli impressionante. siamo, Patrizia, Ma veramente tutte cose si bella. vedono. Ciutti, Chi è che ci ha mandato questo cuoricino? sbaciocchietto, Epifania. Epifania, Golluria, ciao Epifania. Ciao Epifania. Milli ci Milli, sta tesoro guardando. Milli. Ciao Milli. Milli, Milli. sorella. Non avevi che fare Che? di toccare. No, che... Fate, Scusate per la mancanza. Se l'era messa in pausa. Abbiamo sbagliato il dito. La trasmissione. Abbiamo sbagliato dito, cioè abbiamo sbagliato a ammaccare col dito sbagliato e quindi automaticamente... Allora, siete fantastici. Ciao da Como, appena ci conosciamo di presenza. Bisogna aspettare che finisce sto Covid. Ci saluta Alessandro. Ciao Alessandro. Ma sto Covid finisce. Qua mi pare che la situazione si sta complicando sempre di più nelle nostre zone. Come dobbiamo fare? Che ne pensate? È una cosa purtroppo... Dai, diteci la vostra, che ne pensate? Inaccepibile, è una cosa inaccepibile. Purtroppo è una cosa... C'è gente che muore, poverina. Mamma mia. Lo so, La situazione è diventata un poco... trubola, Sì. trubola e quindi giustamente uno si deve adattare. Amicona mia, ci Grazie stai per tutti i guardando? cuoricini, grazie per tutti i cuoricini che ci inviate. Ci salutano pure da Londra. Da Com'è la Londra. situazione lì a Londra? E lì a Londra io credo che... Hanno detto pure che la tua cresta è orrenda, ma glielo dico pure io che non c'è come? bisogno che si fa la cresta. Ma poi chi lo dice? Qua nei messaggi. Ah sì? Sì, sì. Qualcuno che non mi può vedere con la cresta. Sicuramente non ti può vedere, c'è sempre un gallo parlante. Ah, scetto, scetto. Scetto. E... poi... E poi abbiamo 11 persone che ci stanno guardando. Sappiamo solo l'esistenza di Patrizia Mari, dell'altra nostra amica Ciao, che ci Patrizia. ha salutato. Buon weekend dal Belgio, come siamo? Chi è che ci scrive dal Belgio? Che noi vogliamo saperlo? Non si possono vedere, visualizzare gli altri Veramente mia che io commenti. non capisco niente. Non ci compaiono più niente, nessun commento ci compare. Poi. Onofrio Peppino. di Giovanna aveva detto che la tua cresta è orrenda. Qua, di Giovanna? No, Onorio di Giovanna. Onorio, Onorio, ma non è Onorio. che tu vorresti pure la cresta, come l'amico mio. Non è che è questo, che di solito si parla per invidia. Non è che... Vorrebbe la cresta. Calvetto, può essere che Calvetto No, non i capelli ce l'aveva, no. ce l'aveva. Non ti piace la mia cresta? Alessandro ci guarda, Isabel penso, ci dobbiamo mandare un bacio. Ciao piccoletti. Isabel, ciao Tea, cognata. Ciao Letizia, come Ciao va? Letizia. Come va Ciao Letizia? Annalisa Lindo. Annalisa Lindo. Salutaci l'amico tuo carissimo. Oggi ci siamo collegati per augurarvi un buon weekend a tutti e un buon fine settimana. Ciao Nicolò. Ciao Nicolò. Gliel'hai comunicato Letizia al tuo amico? So che c'avevi a comunicare. Sono cose private. Ah sì. Doveva parlare con il suo amico. Ciao Salvatore.
Grazie Epifania, mica Epifania ci riempie sempre di complimenti. Francesco Bonni, Vincenzo La Barbera, ci ha mandato pure un bacio volante. Grazie Epifania, ricambiamo Ricambiamo. con tutto il nostro affetto. Perciò che ci raccontate di bello? Io stamattina ho avuto una mattinata un poco particolare. Leggi qua. Sono siciliano, comunque vivo da 6 anni a Londra, la situazione non è bella. È un semi-lockdown pure qua, penso che a breve sarà Ciao Irina totale. Gandolfo, ciao Salvatore. Il lockdown da noi penso che sarà totale a breve. Sì, Diventeremo questione di qualche zona giorno. rossa. Tra qualche giorno Perché sicuramente i contagi ci sono obbligheranno a stare a aumentati. casa. E quindi essendo che sono aumentati i contagi e c'è questo rischio, conviene rimanere a casa. Certo, Ma dico, va a casa propria, non a casa di altri. Sì. È giusto? a casa E propria. invece c'è gente che sta a casa di altri tranquilla Certo. e nessuno li può mandare. Si passa tempo. Gli sfratti perché sono bloccati. E chi li può mandare? Sono a casa di altri e sono diventate padrone. Mi ha detto oggi che vuole fatto pure l'atto. Ma Vero, che ne vero, dici? così mi ha Vero? detto, sì, diceva l'atto quando me lo fai della casa. Addirittura. Ho detto, Bengiomeo, vedi che io te lo posso fare l'atto, ma mi devi dare i soldi. Ci hai toccato un punto debole. E mi ha detto, dice, no, ma io soldi non te ne posso dare. Allora sai cosa gli ho detto io? Gli ho detto, allora io l'atto non te lo posso fare, perché io non è che sono lo Stato che ti posso mantenere senza che lavori. Va bene Francesca. Allora un grosso saluto a Giovanni Buttoroso che è un grande nostro fan. Saluta Giovanni Buttoroso. Ciao Giovanni! Grande Giovanni! È un nome meraviglioso e sapete Ciao perché? Vincenzo Perito! Ah, vecchi tempi. Ogni volta che leggo il tuo nome mi ricordo sempre Ma dei che vecchi faceva tempi. le perizie? Vincenzo Perito? No, Vincenzo Perito era un mi sembrava commerciante. che- No, Mi sembrava che commerciante. faceva le perizie. No, commerciante Dicevo che mi Giovanni forniva di pesce, è mi forniva di pesce. veramente un bel nome perché io ho mio figlio che si chiama Giovanni. Ciao Allora, Giovanna Peppino ha Iovino. detto che devi stare attento quando vai in auto da solo, mascherina obbligatoria e multe salate. Oddio. Se sti salate tanto sale non è che posso picchiare me perché devo mangiare Ciao una Giovanna Iovino, Fabio Giuliano, ci sta guardando. Chi accade tutte cose? È questo, poi ce l'hai capito il discorso? Sì, l'ho capito. Stanno a purtroppo- casa di altre persone come se fossero a casa propria. lo so, purtroppo E succede non se ne anche vogliono questo. andare. Succede anche questo. Succede anche questo. E purtroppo. Ciao, Daniele Di Stefano. Ciao Ignis. Macca. Ignis Macca. Ignis Macca. Ti ricordi Ignis Macca? No, Ignis Macca ci guarda spesso. no, non me la ricordo. No, anche io. Se mi ricordi qualche particolare, non so. Particolari, assai vuoi sapere che particolari. Io mi ricordo di nome bene ci o sono male. particolari allora. Mi ricordo bene o male, insomma. No, non me la ricordo. Forse ti manda messaggi, cose. Non lo so. Inizio Macca, no. Non lo so. Ciao Ciao, Davide. Davide. Ciao Peppino. 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 Allora, ragazzi, Come Oggi- vi siete organizzati per il oggi è sabato. weekend? Di solito il Cosa sabato. fate fino alle 10? Ciao Francesca Salvato. E di Francesco solito Salvato. Francesco, sbagliai una vocale. Meno male che è scritto bello grosso. Ma Allora, Giovanna, dimmi tutto, Giovanna. dovrei Giovanna ci vuole chiedere un chiedermi favore. un favore. A disposizione, Però Giovanna, quando si può fare Sono un questa poco età. scottata io con i favori, Giovanna mia. Grazie, Giovanna ha detto che ci ama e ci stima troppo. E di solito noi ci spaventiamo. Alessandro! Grande Alessandro, nipotino mio! Amore della parrina sei. Che bonazzi che sono. Grazie Guarda, Vincenzo! abbiamo a Raul pure. Grazie sempre Vincenzo, da lei a me figliozzo Raul. Raul Raul. ci hanno chiuso i barbieri, non ci vuole andare da Si barbiere. vuole fare allungare i capelli, il mio figlioccio.
Ci ho detto io a sua mamma, fagliela allungare. Se lui si vuole togliere questo ospizio, va, tanto io un ospizio del genere me lo sono tolto quando me lo sono fatto allungare. Ah, non mi poteva tagliare, sinceramente, perché però te lo posso Allora, dire. un abbraccio Bette, sempre simpatico sei. E io sono invece meno simpatico. No. E invece Vincenzo ha detto che Però siamo tutte e due sottoscritto simpatici. bugiardo sono, tutti e due simpatici. Ah. Vincenzo Perito è grande amico mio, è un bravo ragazzo. Ivano Limandri. Ah, Giovanna Iovino, dove stai? È zona rossa. Giovanna da- Iovino, di dove sei tu? Sicuramente di Milano o dintorni. Molto probabilmente, Perché perché zona rossa. Lombardia era zona rossa, no? Zona E rossa, si Lombardia. sta a casa. Vabbè, si sta bene a casa, dai, non ci possiamo lamentare. Si sta bene a casa. Beh, forse si deve uscire. No, ce ne sono Solo- cose da solo fare sì. a casa. Si risparmiano un sacco di soldi. Non c'è bisogno di lavorare per uscire, giusto? Certo. Se uno lavora, guadagna e i soldi che fa. Grazie Giovanna, Giovanna dice ci ha sempre appoggiato. Grazie Giovanna, ti ringraziamo dal profondo del cuore. Grazie Giovanna. Francesco Salvato Francesco Salvato, ha detto grande nome. ah, 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 ah. Dici qualche battuta. Allora, Ah, allora Giovanna Iovino dice che è entrata a far parte di un'azienda e cerca collaboratori. Gli serve un po' di pubblicità. Giovanna, Se ci illumini, che genere di collaboratore ti serve Giovanna? Sì, un se pochettino ci più illumini esplicita. e ci dici qual è l'azienda, Esatto, di che cosa esatto. si occupa la tua azienda, Che noi ne possiamo noi tranquillamente parlare. possiamo approfittare di questa azienda e di questa diretta per farti un po' di pubblicità. Allora, Con innanzitutto piacere. Giovanna Iovino è di Milano. Sarà un piacere per noi. Dici È di Milano, Giovanna Iovino. di che cosa si occupa la tua azienda. Ed è siciliana che si è trasferita a Milano. Che naturalmente si è trasferita per socco, per matrimonio. Ti maritaste? No. Ah, Raul, Raul. vieni, c'è Alessandro che vuole che Raul, lo vieni qua che saluti. c'è l'altro figlioccio che ti vuole salutare. Nico? Ah, Vincenzo Perito dice se veniamo dalle sue parti siamo ospiti Grazie soli. Vincenzo! Grazie. Un bacione grande grande, un abbraccio fantastico. Ad Alessandro. Allora, devi salutare Ciao, Alessandro, ad Alessandro, Ciao. l'altro figlioccio. Sì. Ciao. Guarda, te Sembra che ha la depressione però. Mettiti di dietro che ti vedi meglio. Figlio, ciao Alessandro, qua nel mezzo. Mettiti qua nel mezzo. Giovanna ha nel mezzo detto che del- sapeva che la verità sarebbe venuta a galla e così è stato. Meno male. Grazie Giovanna. Allora, Il bene vince Allora, sempre, speriamo. lui in questo momento ti sta guardando. Speriamo che Alessandro. vince sempre. Va bene? Vai. Fino ad ora. Ciao. Amore, un pochino di entusiasmo. Ciao. Chi ciao? Ciao Alessandro! Ciao Alessandro. Come stai? Come stai? Vabbè, vattene a C'è da culo, morire, va? Un'aria. Allora, è un'azienda nuova e vende un po' di tutto. Si chiama Imperia. Allora, noi stiamo facendo un po' di pubblicità per la nostra amica Giovanna Iovino, che è di Milano, che Esatto. cerca collaboratori Esattamente. per questa nuova azienda che si chiama Imperia e che vende un po' di tutto, vende cosmetici, vende prodotti per la casa, vende, poi non lo so se vende altre cose, me lo dici tu. Penso che è questa l'azienda. Di cui Mascherine sto pure ne parlando. vendi, mascherine? Mascherine. Disinfettante. Disinfettante. Perché per ora solo di questo c'è bisogno. Io qua, se si trova una fabbrica di mascherine, qua i bagni si fa. E quindi chiediamo a tutti voi che siete disposti a collaborare con la nostra amica, che naturalmente vi fate avanti. Ciao Piero Scarcella Senior.
Giovanna, sì, per ora Raul è di poche parole. È preso È nella fase dal computer, perché No, è praticamente no. nella fase adolescenziale, per ora in Questo questo periodo è un, diventano così più esatto, è timidi, più riservati. un'età un poco delicata questa, un poco delicata che non vogliono essere, come dire, comandati, come si dice comandate? No, comandate, sono un po' strani. Esatto. Almeno io col grande l'ho vissuto e ora lo sto rivivendo con lui. Purtroppo E non gli va bene nell'adolescenza niente, magari. ci passiamo tutte, più che altro. Poi in maniera più traumatica, essendo che c'è questo periodo un poco particolare, Ciao Med, è normale che grande amico! Tutto bene, Ahmed? Grazie sempre. Quando finisce questa pandemia ci viene a trovare. Perciò che ci dite di bello? Ah, quindi avevo ragione Giovanna, io già ti avevo fatto pubblicità in anteprima, ti ho detto che è l'azienda che vende cosmetici, prodotti per la casa. E sì, Giovanna, io sono bravissima perché ho lavorato per una bella azienda che si trova lì a Milano, che si chiama la Biosmos, e saluto tutti i miei ex Mi pare collaboratori. quando tu lavoravi con la Biosmos eri un grado superiore. So che. Io, io non sono stata mai in gradi superiori. Io Se sono lo sempre ricordi. molto umile. Se io me lo ricordo, quando ti ho Sono conosciuto, sempre molto quando io ti ho umile. conosciuto, tu lavoravi con la Biosmos ed Sì, eri diciamo che ero responsabile. a responsabile, livello- e niente regista, responsabile. E niente, dicevo che naturalmente questa azienda ha sede lì a Milano dove ti trovi tu. E c'è un ottimo guadagno. Hai visto? Cioè, il guadagno è a percentuale, Giovanna, fammi capire. Cioè, praticamente tu vendi questi prodotti per la casa, questi disinfettanti, queste cose, e loro giustamente ogni ordine che fai ti danno C'è un guadagno. una percentuale. Qual è la percentuale? Perché qua lo vogliono sapere. Che percentuale è? Vabbè, ma queste sono cose private, mica si dicono qua in Perché non si può dire? televisione. No, non mi piace. No, Ah? no, no. 15%, 20%, 22, Ma 25. diciamo che si parte da 30. una base di provvigionale, poi aumenta man mano, si Sì. assume una qualità Ovvio, superiore. logico. Logico. Sì. C'ho te un sonno, ma ne avete voi sonno? Sto morendo dal sonno, ragazzi. Anche perché andrò a Dormo Moccao. quasi a dritta. Mamma mia, quanto ho mangiato. Ho mangiato assai oggi. Vabbè, stasera ti regoli e mangi di meno, perché se no mangiando sempre assai, poi ovviamente la digestione è molto ma molto più lenta, Certo. o no? Poi con letto è molto molto più bella la digestione. Esatto. Allora ragazzi, abbiamo fatto questo tipo di pubblicità alla nostra amica Giovanna Iovino. Se Ora c'è Giovanna qualcun Iovino, altro se che tu... vuole fatta naturalmente Ne- pubblicità nelle nostre Noi siamo a dirette, disposizione. noi Però siamo- non vi dimenticate, attenzione, che giustamente noi abbiamo anche bisogno di voi. Come? Com'è che abbiamo bisogno di voi? iscrivendovi al canale. Iscrivendovi al canale YouTube. Nel mio profilo Facebook c'è un post dove c'è un cuore gigantesco dove c'è scritto iscriviti al canale. Sto avendo YouTube. sonno. Dove c'è scritto YouTube, dovete entrare in questo canale, andare sul canale Stranamuro Siciliano e iscrivervi al canale. Questo Perché vi diciamo questo? Perché così ci date la possibilità, insomma, di crescere un pochino di più, perché Anche ha perché- poco che l'abbiamo aperto questo canale sì. nuovo, Abbiamo iniziato di nuovo da zero, da sotto zero, sì, diciamo. da sotto zero. E d'altronde Dopo tutte le avventure le brutte avventure che abbiamo che avuto, abbiamo avuto, naturalmente stiamo ripartendo. esatto. È una strada lunga perché Siamo giustamente... come l'Italia. Però ci diamo da fare, va, per cui non disperiamo, abbiamo la forza di continuare, siamo caduti, ci siamo rialzati e ora piano piano stiamo cominciando, zoppicando, stiamo cominciando naturalmente di nuovo a camminare. Piano piano stanno zoppicando, però si spera col tempo che finisce anche questo dolorino alle gambe.
Questo Giusto? zoppichio si chiama. Zoppichi. Poi per ora è un periodo un po' depressivo per tutti, bisogna Ah, che qua ci Giovanna facciamo... dice, Giovanna Iovino dice che qua è il 50%. Addirittura. Ah no? Ah, allora buono il guadagno. Allora, per tutti Ovviamente. quelli che vogliono, si vogliono Collaborare mettere con la nostra in amica questa, esatto. Giovanna, Non la la possono fare altro. contattate, Esatto. D'altronde eventualmente... nei messaggi c'è scritto Giovanna Iovino, la contattate, dice voglio partecipare a questa collaborazione perché tutto quello che vendete il 50% è vostro. Giusto? Parlai bene, sì. Ma tu ti stai addormicendo, piano piano stai dormendo. Ciao, Ciao dormi, Emanuele, dormi. mi addormento, ho sonno. Ah. Sei, non approfitta, che ti pare che non approfittavo per basare? È una Ma lì, massa un bacetto, so che fai, maronna mia, manco, te l'avessi dato veramente con cosa da, Covid. con cosa. Perciò, di so che stavamo parlando. Abbiamo parlato un po' di tutto, di quello che fate in questo fine settimana, da zona rossa, da zona arancione, da zona gialla, quello che state facendo, come vi siete organizzati. Poi Comunque, abbiamo allora, parlato... c'è da dire anche una cosa, che su Facebook di bufale ne girano veramente assai. Uno non sa più a che cosa credere, a Nicchia dice una cosa, a Nicchia dice un'altra cosa. A che cosa si deve credere? Ma tu ti stai dicendo Allora, secondo me si deve credere che, che tu hai sogno. a parte che io sono, che bisogna stare attenti, indipendentemente da quale sia la verità e la realtà. Quindi prevenire è meglio che curare, non si dice così in tutte le cose. Grazie, E quindi Giovanna. cerchiamo di mantenere distanza, cerchiamo di uscire meno possibile, cerchiamo di guadagnare meno possibile, cerchiamo di spendere meno possibile. Allora, io voglio aggiungere una cosa molto importante, attenzione, un discorso molto importante. Io mi voglio rivolgere a tutti quelli perché nella massa c'è sicuro quello che pensa che il Covid non esista. No, Esatto. No, mi voglio rivolgere a loro. No. Come si chiamano? Negozionisti, come si si chiamano? chiamano negazionisti, Negazionisti. però nessuno, a parte la nostra amica un ginnè, Un genere. non penso che altri hanno Allora, mai io- messo in dubbio Allora. l'esistenza o meno Allora, di questa, posso di parlare? questa pandemia. Quando Prego, dici tu vai. Allora, guarda. mi voglio rivolgere a questo tipo di persone che non credono che tutta questa pandemia sia così, come dire, Pericolosa. pericolosa per come dimostra. Allora, vi chiedono di portare la mascherina, vi chiedono di rispettare la distanza. Ora, per un fattore, voglio dirlo, per un fattore sociale, anche per andare d'accordo con la gente, perché giustamente viviamo in una società grande e ci dobbiamo adattare. Se queste sono le regole della nostra società Bisogna attualmente, rispettare anche se queste non regole. credete, rispettate le distanze, mettetevi la mascherina, perché la gente giustamente che sta vicino a voi e che vi vede che non vi mettete la mascherina o non rispettate le distanze, ci resta male e si arrabbia. Quindi, onde evitare discussioni, cazzo e mazze, rispettate anche voi queste regole, queste semplicissime regole, anche se non ci credete. Cioè, io lo sto dicendo per un fattore sociale e per andare d'accordo con la popolazione, con la gente. Ma è giusto così, è giusto così. Peppino dice... Grazie Peppi, ora vado a dormire. Dico, parlo bene, Ma Giovanna. tanto Giovanna mi dà alle 10, già che ci vuole a diventare alle 10. Mi conviene che me ne vada a coricare ora e mi sveglio domani mattina, Peppe. Sì, sì. Ciao Peppe, vado a dormire, buonanotte. Perciò, ritornando al discorso di questa mascherina e il distanziamento, dovete fare conto come se fosse una moda. Una moda. E c'era la moda, una volta si buttavano, per esempio, che ti posso dire? Ciao Caterina. Ciao È Caterina. La nostra amica Caterina. Caterina! Ciao Caterina Ferrara! Perciò una volta si usava portare, che vi posso dire, un certo tipo di braccialetto e adesso con il 2020 si usa portare la mascherina.
Difatti ce ne sono di tutti i tipi, mascherine personalizzate, appunto per non far pesare alla gente questa mascherina che devono portare. Quindi io che cosa vi voglio dire? Anche se non credete, rispettate le distanze e rispettate soprattutto le persone che vi stanno a fianco. Le persone che vi stanno a fianco ci tengono che voi vi mettete la mascherina, mettetevela, tanto ve la potete togliere tranquillamente quando sarete da soli. Così non si creano discordi, sono a casa. litigi, è giusto? Sì, perché ci sono un sacco di discussioni che intravengono tra persone. Signora, lei ha messo la mascherina, l'ha abbassata, si alza la mascherina. Ci sono certi Esca video che dal fanno. negozio. Ci sono certi video che girano su Facebook dove certuni vanno al supermercato e per ripicca non si mettono la mascherina. Ora, se nel È supermercato, questione di rispetto. davanti al supermercato, nella porta c'è scritto in questo esercizio commerciale è ammesso solo con la mascherina, perché tu devi fare, esatto, il malandrino ed entrare senza mascherina? Perché ci sono sempre malandrini. Giustamente non è una cosa giusta, anche per rispetto per gli altri, per rispetto del negozio. Mettiti la mascherina, fottiti, non ha importanza. Se ci credi lo sai tu se ci credi o non ci credi, però per rispetto delle altre persone e per andare d'accordo con la nostra società, perché oggi come oggi è importante andare d'accordo. Bisogna anche rispettare le volontà degli altri se vuoi vivere in una società moderna, ma se no ti stai chiuso in casa e non esci più, giusto? Non c'è bisogno Non c'è bisogno di mettere la prendere mascherina nessuno, non c'è perché bisogno di mettere mascherine. nemmeno ti vede nessuno. Ma se tu vuoi vivere nella nostra società moderna del 2020, devi rispettare queste regole che ci sono attualmente, o no? Ma ti immagini quando ce la toglieranno per sempre, che finiscono di fare vaccini e finisce la pandemia? Appezziamo tutte queste mascherine e facciamo un grosso abito. Mamma mia, ma come si fa a togliere questa abitudine? Perché ormai è come se fosse una parte di noi, perché ci siamo così abituati Certo. che Io, per naturalmente esempio, se uno esce non se la dimentica più la mascherina e difficilmente la dimentica. Chi non la indossa è proprio perché... sì, ti capisco Giovanna, anche noi ci crediamo, però ci sono persone che sono pienamente convinte che il Covid non esiste. E fanno di tutto, ma dico fanno Per di tutto convincere per magari gli convincere altri. giustamente le altre persone a fregarsene delle regole, a uscire Vabbè, senza ma- mascherina, a non rispettare le distanze. Vabbè, E questo questo io per non lo reputo giusto, transigere- ma non perché voglio fare capire a quelli, non lo reputo giusto anche per una, come si dice, convivenza sociale. Cioè se tu vuoi stare nella società e andare d'accordo con le persone, devi rispettare naturalmente il volere delle altre persone. Se le altre persone, mentre che sono in giro, hanno la mascherina e vogliono che tu ti metti la mascherina, mettitela pure tu, fregatine. Fa come se fosse una moda, come se ti dovessi mettere una maglietta, non so, è giusto? Ah, Così è, però può salvare la vita, diciamo. sì, Che questo, sì, se usati i sistemi quelli giusti, ovvio. possono proteggere la salute. Che ci Esatto. sono un sacco di persone che hanno patologia. Perché sentivo stamattina di un signore che è morto giovane per il 50 anni, Covid. 48 anni, una cosa del genere. È morto perché aveva problemi di, come si chiama, il diabete. C'è Naturalmente, aggravato. sommando il problema del Covid, hanno cominciato a dare il cortisone e il diabete è andato alle Sì, stelle Caterina, ed è purtroppo morto. noi lo sappiamo, le televisioni, le emittenti TV, l'informazione per il momento tende a terrorizzare la popolazione. E noi questo l'abbiamo capito, e come l'abbiamo capito noi, ti assicuro che l'hanno capito in molti. È una cosa lampante anche perché si vede. Certo che esiste, Però Giovanni, è come da se questo, esiste il dal Covid. terrorismo Esistono pure mediatico, un sacco di persone che hanno perso la vita per Certo, causa del certo. Covid. dal terrorismo mediatico a non rispettare certe regole, non la vedo. Cioè, anche se tu No, non questo sei è il terrorizzato, rispetta le regole della società, perché ormai questa è diventata una regola della società. Quindi quando si esce, esatto, si ci deve mettere la mascherina, non c'è niente da fare. Queste sono le regole. Se tu vuoi vivere in una società, come ho detto poco fa, devi rispettare le regole. Certo. Ma che possiamo dire? Non è che possiamo dire Grazie tanto. Giovanna. Speriamo che siate sensibili e rispettose per il prossimo, perché di questo si tratta. Eh sì. Poi il resto si vive strada facendo.
Però la situazione la vedo molto delicata, molto, ma Sì, sì. molto delicata. E non si sa a che cosa andiamo incontro, perché dipende come Salenza. Per cui, È tutto bloccato, siamo quasi tutti fermi. Tutto questo dà dispiacere perché c'è gente veramente che non si può permettere di mettere la pentola, e ci può mettere l'acqua ma non ci può mettere la pasta magari. esatto. Queste sono delle brutte situazioni che dispiacciono veramente tanto. C'è gente, come ha detto la signora, che ci specula. Caterina dice hai ragione Salvatore Rosalbo, qui è Salvatore. Sarà un mio fan forse. Non penso che si riferiscono a te. Caterina mi ha Può chiamato essere che Salvatore. sei il mio Salvatore? Non lo so, a me pare, non lo so, ci pare mi chiamo Salvatore. Non lo so. Ah. La nostra amica è venuta a Trapani 10 giorni fa. E come mai non ci hai fatto una telefonata magari per Ciao avvertirci? comparuzzo, Qui compare. dolce fuoco. Uè, ciao fratello! Fratellone! Anzi, fratellino. Sono convinti perché non lo hanno provato sulla propria pelle. Qui è Giovanna che Comunque, indipendentemente da tutto, avere rispetto anche per le persone che vengono contagiate, che vengono messe. Ciao Antonella! Chi è che è come si Antonella parla? Palo, grande Antonella! Ciao. Bisogna avere rispetto per gli altri. Ciao Piero Pipitone! Questa è una cosa bellissima, il rispetto. Io l'altro giorno ho avuto non un battibecco, diciamo, ho risposto a una signora che tempo fa si era permessa di fare dei commenti poco piacevoli sul nostro conto, e ora in un'altra situazione chiedeva alle persone di non giudicare. Allora io gli ho risposto, Un grosso abbraccio anche da parte mia, dolce fuoco! gli ho detto, ma proprio tu parli di non giudicare? Io? Che sei Che stata dici? la prima a giudicare? Ah, tu stai parlando Di quella signora sto parlando. Allora, ciao Giacomo, Giacomo Manno, facciamo un grosso augurio a Giacomo Manno che oggi ha fatto il compleanno. Auguri, Tanti Giacomo. auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Giacomo, tanti auguri a te. Ma tu lo sai? Allora, saluti a tutta la famiglia Manno da Palermo. Ma tu lo Grazie sai chi è Piero, Giacomo? ricambio Piero, una buona serata anche a te. Giacomo, chi è Giacomo? Ciao Lo sai? Alessandra! Giacomo, Hai perché capito? me ne un caruccia Giacomo? Ah, sì? Ricetto. Che bella cassetta di birra che ci siamo bevuti. Con Giacomo. Ah, Giacomo, te lo ricordi dei vecchi tempi? Giacomo me. Ah, ciao, Ciao, Alessandra Alessandra. Parmetta. Alessandra, grande Come- Alessandra. Allora, Alessandra, tu che sei in America, spiegaci un attimino com'è questa situazione con questo presidente americano. Ah, ho fatto A un chi presidente. dobbiamo credere? Oggi c'è Trump che praticamente per il momento è in subbuglio, non sa A cosa chi hai fare. votato? A Trump o all'altro? Alessandra, Tu illuminaci. che ne pensi? A Tu chi hai che votato? sei del posto, che ne pensi? Chi ha diritto ad essere il presidente americano? Ah, Allora, sì, lo Stato dovrebbe riformare il sistema sanitario e bisogna rispettare le regole. esatto. Amici miei, amarci. È così. Bisogna seguire le regole. Ah, chi è che dice che mia sorella si è salvata dal Covid, ringraziando Dio? Alessandra. Alessandra, ah, mi dispiace, com'è stata tua sorella? Alessandra dice che bisogna seguire le regole, hai Sì. ragione. È come se bisogna seguire le regole. Bisogna seguire In le regole. America è stato ancora più aggressivo il virus. Però ora penso che con il nuovo presidente subito il vaccino ci sarà. Come si chiama? Benny? Bunny? Bidat. Bidet? 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 Bidella. Biden, non mi ricordo precisa. Io ho perso lavoro all'università, cara Rosalba. Oddio, mi dispiace tantissimo, Alessandra.
Siamo messi male in tutto il mondo, anche qui è la stessa cosa. Caterina, se tu riesci a venire a Trapani, naturalmente quando finirà questa Pandemia, pandemia e questa... quando ci faranno il Esatto. vaccino. Esatto. Noi ti aspetteremo e staremo un po' di tempo insieme. Ah, Giovanna, ti hai chiamato Salvatore. Ah, vedi, Giovanna. Ciao,